Onorevole, lei era già venuto nell'inverno scorso, è passato un bel po' di tempo. Questo allungarsi dei tempi, secondo lei è un aspetto positivo o negativo? Più il tempo passa e più tardi eventualmente viene approvato il progetto, quindi per l'ambiente, per la salute, per la falda acquifera, per i cittadini è comunque qualcosa di positivo. Naturalmente il tempo può andare anche a favore di qualcun altro. Importante è, a mio avviso, cercare di far capire a chi deve fare una valutazione di impatto ambientale quello che è già successo in altri territori per casi simili. In Europa si parla molto di tutela delle falde acquifere, ci sono delle procedure di infrazioni per la violazione della direttiva acqua. Noi abbiamo questo patrimonio che è importantissimo che sono le acque di falda. Questo tipo di discariche potenzialmente, la storia l'hanno insegnato, io vengo da paese dove abbiamo ben 5 discariche che inquinano la falda acquifera anche con sostanze pericolose, tossiche. Abbiamo un caso a Treviso nuovissimo di inquinamento da mercurio, quindi la logica di andare a mettere i rifiuti il più vicino possibile alle falde acquifere, ovvero nelle depressioni delle vecchie cave di ghiaia, è una logica sbagliatissima. I rifiuti vanno posizionati il più lontano possibile dalla falda acquifera. Quindi già partendo da questo presupposto un progetto del genere dovrebbe essere abbandonato, sia perché la storia ci dimostra che quando metti i rifiuti vicino alla falda acquifera poi alla fine chi ci rimette la falda acquifera, e casi ce ne sono ovunque nel territorio, sia anche perché nella logica del rischio, se ho qualcosa di pericoloso che può contaminarmi un bene prezioso come l'acqua, questa cosa pericolosa la devo mettere il più lontana possibile dall'acqua, non il più vicino come succede in questi casi. Legambiente sulla Commissione VIA ha gettato delle ombre con un dossier che è stato pubblicato il mese scorso. Lei che idea si è fatto? Insomma, ci sono delle accuse ben precise che lancia Legambiente. Questa è una situazione che, grazie al fatto che vivo a paese, che mi occupo di ambiente da una ventina d'anni, conosco molto bene. Abbiamo una commissione per la valutazione di impatto ambientale che alla fine praticamente ha sempre detto di sì a tutti i progetti. Si potrebbe dire sicuramente di no, se in passato si dicevano o se veniva detto qualche no in più, probabilmente avremo qualche caso di inquinamento in meno. Tant'è vero che adesso, in veste di relatore per la nuova direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, io ho inserito alcuni emendamenti che prevedono delle norme contro il conflitto di interessi, in modo che ci sia una commissione trasparente, che non ci siano doppi incarichi in conflitto l'uno con l'altro, e quindi a garanzia dell'ambiente, ma a garanzia anche della salute dei cittadini. Altre cose che ho inserito in questa nuova direttiva, che è stata approvata in Commissione Ambiente il 10 luglio, ma che dovrà essere approvata dal voto della plenaria e poi dal Consiglio, sono norme che prevedono il monitoraggio di queste opere e anche l'obbligo di intervento nel momento in cui la valutazione di impatto ambientale è stata fatta male e quindi ci sono dei fenomeni di inquinamento, in modo che chi inquina paga, perché purtroppo si è visto, la storia insegna, il principio europeo del chi inquina paga in realtà in Italia è un principio che praticamente non vale, non si è mai applicato. Riescono sempre a farla franca, o perché dichiarano fallimento dell'azienda o addirittura perché riescono a far dichiarare a fallimento delle società che dovevano coprire con le polizze di fideiussorie questi danni eventualmente provocati da questi impianti. L'ultima cosa, secondo lei alla fine si farà o no questa discarica? Allora, qua dipende molto, secondo me, anche dalla popolazione, dai cittadini, dai comitati, dagli amministratori locali. Naturalmente bisogna far sentire la propria voce. Legambiente ha fatto un esposto, io in merito a questa situazione ho fatto un esposto anche all'autorità, alla nuova autorità anticorruzione, che ha aperto un fascicolo proprio perché è stato ravvisato un conflitto e quindi è stato meritevole di un approfondimento. La Regione Veneto, invece di sistemare questa grave questione di conflitto di interessi, io penso che non siamo carenti di funzionari in tutta la regione, si può trovare qualche nuovo funzionario in modo che non ci siano questi doppi, tripli, quadrupli incarichi. Invece di sistemare questa cosa ha dato un incarico a un consulente pagato 5.000 euro dei nostri contributi di cittadini e è arrivata alla conclusione che va tutto bene. In realtà non è il consulente della Regione Veneto che deve dire se questi doppi incarichi tripli vanno bene, ma è questa commissione anticorruzione che deve ancora dare il proprio responso. Io ho fiducia in questo e credo che probabilmente le cose in futuro, vuoi per questa nuova autorità, vuoi per queste indagini, vuoi per la nuova direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, qualcosa sicuramente cambierà.